Con le immagini di Nuova Villa Seta Mussomeli, finestra sul campionato di prima categoria che vede 8 formazioni della nostra provincia ai nastri di partenza. Una è Lampedusa, per ovvi motivi logistici, è inclusa nel girone A insieme alle palermitane, mentre il resto della troupe è stato inserito nel raggruppamento H che comprende anche formazioni nissene e catanesi. Partono bene le due formazioni di Racalmuto, costrette a giocare in campo neutro poiché non hanno la disponibilità di un terreno di gara. Anche il Casteltermini, con qualche ambizione, ha vinto l'esordio, mentre stecca la prima di campionato il Villa Seta, neopromosso in prima categoria, costretto a cedere l'intera posta ad un Mussomeli che, per quello che ha fatto vedere nell'arco dei 90 minuti, ha meritato il successo. I nisseni hanno avuto maggiori occasioni da rete, hanno avuto un'evidente supremazia a centrocampo e sono stati molto attenti in difesa, non concedendo gli spazi agli avanti locali. La seconda formazione del capoluogo, con poche idee, ha pagato a caro prezzo alcune indecisioni nel reparto arretrato, ha palesato delle difficoltà nella costruzione del gioco, cercando con isolate percussioni individuali la via della rete sempre ostruita al reparto arretrato nisseno. Le reti portano la firma di Galluzzo che poco dopo la mezz'ora trova un varco tra le larghe maglie della difesa argentina e con un preciso lob mette alle spalle di Girgenti. Nella ripresa, con i locali protesi in avanti alla ricerca del pari, il Mussomeli, sfruttando un calcio piazzato battuto da Galluzzo, mette al sicuro il risultato grazie ad un colpo di testa di Reina. Per la Nuova Villa Seta un debutto da archiviare al più presto, mentre per i nisseni 3 punti pesanti ad un avvio di stagione che si prospetta ambizioso.